Noi abbiamo già istituito una commissione di inchiesta interna che sta valutando la piccola cassa, cosiddetta piccola cassa, che poi era una grandissima cassa, e sin dal 2008 al 2016, valutando conto per conto dei singoli dipendenti i versamenti che la pubblica servizio faceva nei loro confronti, il perché li faceva e cosa c'è di rendicontato e cosa non c'è di rendicontato. Andremo oltre valutando e chiamando i singoli fornitori per vedere se effettivamente chiederemo le quietanze di tutto questo andazzo e di tutti questi pagamenti, per accertare se anche effettivamente questi soldi sono serviti a pagare. Inoltre abbiamo istituito un gruppo di lavoro che sta esaminando fattura per fattura dal 2008 al 2016 per verificare se la prestazione è stata effettivamente resa, se tutta la documentazione a corredo dei pagamenti che sono già stati fatti dalle precedenti amministrazioni è tutto a posto. E per documentazioni io intendo tutte le relazioni di avvenuta fornitura o lavori, la regolarità degli stessi, il documento di trasporto ove si trattasse di forniture e tutta la documentazione che prevede la legge. E chiaramente denunzieremo tutti questi fatti ove questa documentazione non è a posto e in regola.